Grazie Andrea, un saluto speciale all'inizio, puoi farlo tu. Il saluto speciale è dedicato agli amici che vengono da Charleroi. Bienvenue mes amis. Benvenuto a tutti. Oggi vi dedichiamo questa puntata speciale a voi emigrati che siete venuti a trovarci qui al Teatro delle Saline, ma per mezzo vostro noi arriveremo a tutti coloro che vivono lontani dalla nostra terra, ma che le sono sempre vicini col cuore, con la mente, col corpo, anche se magari costretti a non vivere con noi in Sardegna. Quindi per voi il meglio di quello che la nostra terra vi offre. Il Circolo Sardo, Quattro Mori di Charleroi, che oggi ci ha fatto l'onore di essere in questo teatro delle Saline per rinsaldare un legame di amicizia importante. Hanno scelto le vacanze pasquali per tornare nella loro terra e hanno privilegiato Sardegna Canta in questa ultima puntata del ciclo 2003, una puntata che, come ha detto Ambra, sarà dedicata in gran parte all'emigrazione. Discuteremo anche di emigrazione sarda nel mondo, ma vi presenterà il meglio di quello che oggi può offrire la cultura, la tradizione, il canto e il ballo della Sardegna. Da subito, da questo esordio, vero Ambra? Sì, oggi ci godremo questi applausi ininterrottamente. Non abbiamo mai avuto un pubblico così bello, siamo felici che per quest'ultima puntata, insomma, trasmetteremo a tutti coloro che ci seguono il calore che oggi alle Saline si sente, e iniziamo subito con il coro Bachis Sulis di Arizzo con Procurade e Moderade. Con loro un inno scritto 200 anni fa, un inno rivolto alla Sardegna e ai sardi. Io credo che anche oggi sia attualissimo, quindi lo dedichiamo e lo ascoltiamo con la forza con il quale il coro di Arizzo sa sempre trasmettere i suoi messaggi. Procurare
bel applauso per voi. Nicola, presidente del coro Bachisulis di Arezzo, questo inno scritto 200 anni fa, quanto è attuale oggi? È sicuramente attualissimo perché le ingiustizie come non erano sopportate 200 anni fa non possono essere sopportate manco nel mondo attuale e ancora oggi sia nella vita quotidiana sia nell'ultimo angolo del mondo troviamo ancora chi vuol prevaricare la dignità umana solo perché magari in condizioni di povertà o magari di ignoranza e questo non è assolutamente giusto. Tutti gli individui, tutte le persone si devono ribellare a queste situazioni. E come tale è attualissimo. Nicola ha ragione, anche perché non sono pochi i tentativi di sottrarre quote di autonomia al popolo sardo, lo vediamo tutti i giorni, ma voi dovete sapere che il coro Bachisulis di Arezzo è anche impegnato su un altro fronte importante, quello della solidarietà, dell'impegno sociale quotidiano. Tutti questi ragazzi che vedete sono testimonial dell'ADMO, l'associazione dei donatori del midollo osseo, lo sono tutti loro donatori praticamente quotidianamente. Un'altra testimonianza di come si possa fare solidarietà anche nel rispetto e soprattutto nel rispetto delle tradizioni. Direi un altro punto a favore del coro Bachisulis di Arezzo. Complimenti. Allora, io so che Gianni Garau voleva fare un saluto, forse se ci portate un microfono, oggi facciamo tutto, ecco. Però Ottavio... nel frattempo, Ambra, sì, mi scuserai, io ne approfitto per dirti che anche a nome di tutto il coro, perché sei ormai una delle bellezze che va in giro per il mondo, grazie alla televisione, sei bellissima, fatelo dire anche da parte di tutto il nostro coro. Grazie. Normalmente me lo dicono dietro le quinte, ma voi avete... Anche dietro le quinte. Grazie. Invece Gianni, ti lascio un attimo il microfono perché tu volevi salutare. Oggi è una puntata dedicata agli immigrati e tu ne hai qualcuno Oggi è una che ti sta puntata molto a cuore. dedicata agli immigrati e io, come sai, sono poco avvezzo ai microfoni, ma stasera mi sembra la serata adatta e voglio salutare due sorelle di mia madre che per questioni di lavoro sono nella penisola. Le saluto con tutto il cuore, Luisella, Bebba, Mimmo, Giovanni e tutti i miei cugini. Grazie. E tutti gli altri immigrati. Vi salutiamo anche noi. Salutiamo Arezzo che ha aperto la Chiaramente il saluto va anche a tutti i nostri immigrati. Noi eravamo 3.000, ad Arezzo siamo 1.400, ecco, ne abbiamo tantissimi anche noi. È un argomento che di cui toccheremo. parleremo, Grazie, infatti. grazie Nicola. Noi ci ritroviamo dopo la pubblicità con il gruppo folk di Burcei. A tra pochissimo. Grazie.